Buongiorno, bentrovati alla rassegna stampa di TG Plus per il 20 giugno. La provincia di Treviso apre con la tribuna di Treviso, lite per una precedenza, automobilista gravissimo, violenza in strada, un 39enne viene colpito da un pugno e crolla a terra, è in rianimazione, l'aggressore fugge in auto, i carabinieri lo prendono poche ore dopo, cose che già succedono spesso e succedono ancora. Incidenti, il costo sociale di 130 milioni di euro, lo dice l'indagine dell'ULS 2, e sotto nella fotonotizia Oasi Cervare, restauri e rilancio, obiettivo 20.000 visitatori. Altri comunque sono le notizie anche di sport che vediamo. Nicolò Buso, nipote d'arte, promosso in B con il Lecco, e passa di mano il Caffè Centrale, istituzione di Asolo. Andiamo a vedere il Gazzettino Electrolux strategica, useremo i poteri speciali, si parla ancora dei problemi dell'Electrolux, e la Pedemontana, il casello in ritardo, il ministro chiama i vertici della A4. Stop figli con due mamme, questo è il titolo che impera su tutti i giornali di oggi. Il Gazzettino lo vende un po' come titolo nazionale, anche se è di Padova, quindi la procura impugna gli atti, ma lo vedremo anche su altri giornali. E l'atleta congolese che otterrà la cittadinanza, Mifri sarà italiana e andrà agli europei. Diagnosi dei medici, malata per colpa dei bulli a Venezia. Vediamo anche una tredicenne ogni mattina con la febbre alta, soffre di fobia scolastica. Anche questo è un caso interessante da seguire e certamente lo seguiremo. Corriere del Veneto, per i trasporti è un'estate di rincari, incrementi del 20% sui biglietti e abbonamenti, penalizzati soprattutto gli studenti. È una notizia che comunque gira un po' di giorni sui giornali e viene ritrattata ancora. E la fotonotizia ritrae i bambini con un sindaco sorridente che tiene botta, diciamo, no? La procura annullare le 33 iscrizioni anagrafiche del sindaco, il PM no ai bimbi con due mamme, ma Giordani non si arrende. A CTV che parte la rivoluzione digitale. Andiamo a vedere anche la pagina di Treviso di TG Plus, donati 150 libri alla Brat, Conte, lettura e palestra di vita, controlli e denunce nel weekend, i carabinieri hanno fatto un po' di man bassa di patenti e altre cose. E a Treviso Contemporary Theater Festival dall'8 al 22 luglio, la terza edizione, e tante altre cose che trovate sulla pagina di Notizie Plus nel nostro portale, che poi viene via via aggiornato durante la giornata.